La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi siciliani, ben trovati con il consueto momento dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Siamo quelli di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in diretta sul canale di TVM Palermo il mercoledì a partire dalle 15:30 e poi vi ricordo anche alle 19:20 sul canale 19 di 7 Gold. Ospite della puntata odierna Giampiero Clemente, ovvero il direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo. Io direi assolutamente rivelazione di questo campionato di Serie D. Intanto ben trovato. Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Diciamo di sì, dai. Dai, diciamolo. Al momento stiamo andando abbastanza bene, quindi siamo soddisfatti. C'è stata una pausa contro il Paternò, ma credo che comunque il percorso che avete delineato all'inizio della stagione era quello quantomeno di stabilizzarvi in categoria e poi chissà dopo. Ma assolutamente questo è un obiettivo che rimane il primario, quello di cercare di raggiungere la salvezza quanto prima. La sconfitta di Paternò è un incidente di percorso che nella crescita di un gruppo giovane ci può anche stare, quindi facciamo esperienza e lavoriamo settimana dopo settimana. Non parlerei solo di gruppo giovane, ma anche, perché no, di società che per la prima volta abbraccia un campionato nazionale come quello di Serie D, la seconda squadra di Palermo. Insomma, vi siete riempiti di responsabilità. Assolutamente sì, no? Per quanto riguarda la società credo che in questo momento non ci stia facendo mancare nulla, da diversi anni si sta strutturando giorno dopo giorno, ad essere sincero poco abbiamo di dilettantistico all'interno del gruppo, sì, condivido. Abbiamo la fortuna e l'onore di avere a capo di tutto ciò un direttore come Perinetti che giorno dopo giorno fa in modo che l'asticella di tutti noi fa tantissimo. Si alzi un po'. Per quanto riguarda, come ho detto prima, la squadra siamo super soddisfatti ma consapevoli del fatto che ancora il lavoro da fare è tanto. Tra l'altro adesso c'è la finestra di dicembre, mi parlavi che addirittura qualche piccolo aggiustamento può anche avvenire, so che avete anche una ampia rosa addirittura. Ma noi innanzitutto abbiamo 29 calciatori, quindi pensiamo di essere abbastanza competitivi, è normale che a dicembre uno si guarda sempre un po' in giro, certo. Però se dovessimo decidere oggi il nostro futuro sicuramente siamo soddisfatti di quello che abbiamo dentro. Quindi questo mi fa pensare che guarderete un po' la classifica a dicembre e poi insomma vi siederete... No, noi la classifica la vorremmo guardare a maggio con la speranza di essere salvi, che rimane sempre l'obiettivo primario di tutti noi. È vero. Stiamo guardando le immagini, anzi la regia se cortesemente ce li può riproporre, eccole qui, di questa partita contro il Paternò. Tantissime palle gol, diciamo che avreste potuto tranquillamente chiuderlo un po' prima, poi il ritorno di questo Paternò voglioso, anche con questo suo nuovo allenatore Beppe Mascara, insomma ha creato gli equilibri giusti affinché la partita poi insomma tornavate a casa con una sconfitta e loro brindavano i 3 punti. Ettore, purtroppo il calcio non fa sconti, quindi la legge del calcio è dura, la paghi e si ripresenta sempre. Noi siamo andati nello spogliatoio con il risultato di 1-1 il primo tempo, sì, quando il campo diceva che erano 0-3 per azioni da gol, per quello che avevamo creato e quant'altro. Le immagini parlano, però siamo stati, tra virgolette, ingenui e sfortunati a prendere il gol dell'1-1 a fine primo tempo. Siamo rientrati in campo, siamo andati sotto, abbiamo avuto la bravura di pareggiarla e subito dopo avere almeno 2 palle gol. Sì. Sì. Ma io parlo di palle gol clamorose per poter chiudere la partita, e come ho detto prima poi il calcio alla fine ti porta il conto, se non le chiudi anche le partite tra virgolette che sembrano indirizzate o sul pareggio, sulla vittoria, rischi di perderle. E poi... Giampiero, ma le avete perse un po' per
tra virgolette, presunzione, o perché evidentemente mancava veramente quella concentrazione ulteriore per chiudere l'incontro? Ma io non credo che sia presunzione da parte dei nostri ragazzi, io credo che sia lo scotto di una categoria nuova e di molti ragazzi giovani che magari, ripeto, useranno queste sconfitte per creare il proprio futuro da un punto di vista di esperienza. Quindi io credo che sia un percorso che dispiace, perché perdere non piace mai a nessuno, però se fossimo tornati da Paternò con un risultato di 3-2, non avendo mai passato la metà campo, molto probabilmente avremmo fatto un po' i conti a casa. Tornare da Paternò dopo aver creato 11 palle gol e aver perso 3-2 sicuramente ci fa ben sperare per il futuro. Attenzione, perché adesso domenica c'è la Nissa, sì, per cui insomma anche la prossima partita sarà una partita impegnativa, non soltanto dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche mentale, perché è uno scontro contro una realtà che tutti sanno benissimo è proiettata verso la Lega Pro. Assolutamente sì, una signora squadra, una delle pretendenti al titolo dichiarata già da inizio anno, e che sicuramente dobbiamo prendere con le pinze, rispettarla e cercare di dare il 200%, perché oggi questa squadra, la mia squadra, la squadra dell'Athletic Club Palermo, ha fondato questi 16 punti sulla fame, sull'umiltà e su quant'altro, e noi dobbiamo continuare su questo, e sappiamo che quando arriva un avversario come questo non possiamo mai distrarci, perché ci piace potremmo pagarla. Bene, allora apriamo ufficialmente dunque la nostra puntata subito con questa Serie D un po' ingarbugliata in testa, insomma ogni settimana tantissime sorprese. Parliamo dunque di Serie D, parliamo subito anche dei risultati delle partite che si sono disputate domenica. Abbiamo già la schermata, eccola qui. L'Enna Calcio che vince 2-1 contro il Città di Aciriale, pareggio tra Castrum Favara e Vigor Lamezia, vince fuori casa il Savoia addirittura 6-2 contro la Gelbison, e già lo sappiamo il Paternò che batte 3-2 l'Athletic Club Palermo, Sambiase batte San Cataldese 2-0, vince fuori casa anche abbastanza inaspettatamente il Ragusa contro la Vibonese Calcio, vince invece il Milazzo contro il Città di Gela, vince anche la Nissa nel derby tutto siciliano contro il Messina, ed infine colpaccio della Nuova Egea Virtus che vince in casa della Regina 1914. Guardiamo anche la classifica, perché come ho detto è sempre più ingarbugliata. Al primo posto Nuova Egea Virtus 21 punti con 19 Savoia 1908, con 18 la Nissa, con 16 punti Athletic Club Palermo e Sambiase, 15 punti per Vibonese Calcio e Milazzo, 13 punti Città di Gela e Gelbison, 12 Castrum Favara, con 11 punti Regina 1914, Vigor Lamezia ed Enna Calcio, 9 punti per il Paternò, 8 punti per la San Cataldese ed il Città di Aciriale, con 7 il Ragusa Calcio, chiude all'ultimo posto ma con 2 punti, ben 14 recuperati dalla penalizzazione, il Messina. Chiaramente si ritorna in campo domenica prossima, eccola qua la schermata, l'Athletic Club Palermo con il già citato match contro la Nissa, Città di Aciriale Regina 1914, Città di Gela Sambiase, Enna Calcio Paternò Calcio, Messina Vibonese Calcio, Nuova Egea Virtus Gelbison, San Cataldese Castrum Favara, Savoia 1908 Milazzo ed infine Vigor Lamezia Ragusa Calcio. Allora voglio ritornare un attimo a parlare della partita persa dall'Athletic Club Palermo contro il Paternò, perché sulla panchina del Paternò ha debuttato un giocatore molto conosciuto soprattutto qui in Sicilia, una persona che secondo me cercherà con la propria determinazione di risollevare anche insomma la stagione di questo Paternò, stagione che è iniziata decisamente molto in fase calante. Sentiamo le sue parole dopo questa vittoria contro la squadra palermitana. Dico un grazie dal primo all'ultimo dei calciatori che oggi ho, perché si sono messi subito a disposizione, hanno capito che cosa volevamo noi col mio staff, niente di particolare, solo principio di gioco, quelli che chiede la partita dei 90 minuti. Sono stati bravi, sono stati messi là, attenti, e ognuno di loro ha dato la massima disponibilità. 3-4 giocatori sono stati bloccati, quindi se riusciamo stasera
e domani di farli. Non posso sbilanciarmi, sì, arrivano. Sapete che l'inghippo ci può, però 3-4 giocatori che ci vengono a dare una mano ci sono e si sono messi a disposizione. E anche, devo essere anche la società si è messa a disposizione per prendere questi calciatori. Se poi domani mi arriva un Fuglio, non si può fare, non è colpa. Ma 3-4 giocatori sono stati bloccati per la causa Paternò. A noi interessa gente che ha giocato in C, in B. A noi ci deve gente come questa qua che abbiamo, che lotta pallone su pallone e onora questa città. Dichiarazione forte, determinata, lo era da giocatore ma anche da allenatore, devo dire, dopo la bella esperienza di Novara della scorsa stagione, ha cercato di dare questo nuovo input ai ragazzi di Paternò. Ritorno a parlare del match prossimo contro la Nissa. Cosa ci vuole per battere la Nissa oggi, soprattutto domenica, voi come Athletic Club Palermo? Ma noi dobbiamo, intanto cosa ci vuole? Intanto noi dobbiamo andare alla ricerca della prestazione, poi il risultato a volte sono i dettagli, i centimetri che spostano il risultato, un tiro sbagliato, un qualcosa che non va bene. Io penso che noi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, la squadra è tranquilla, ha iniziato la settimana nel migliore dei modi, quindi con massima tranquillità. Quindi concentrati comunque, consci che è una partita non difficile ma importante. È una bella partita dove sicuramente dobbiamo viverla con la pressione giusta. Noi non dobbiamo vincere il campionato, quindi sicuramente dalla nostra parte potrebbe esserci questa tranquillità mentale, fermo restando che incontriamo veramente una squadra, una società che in questi anni ha creato qualcosa di importante che, ripeto, si sono dichiarati dalla prima giornata di campionato. E secondo me la campagna acquisti stanno facendo anche un ottimo campionato, perché poi la classifica è corta e loro si trovano lì. È vero, è vero. Una classifica che in questo momento vede in vetta la nuova Igea Virtus, che perde in casa della Regina, tra poco vedremo anche gli highlights con l'intervista ad Alfio Torrisi, ed è un'Igea Virtus che inaspettatamente, ma io non credo che gli addetti ai lavori concordano su questa parola, inaspettatamente, si trova al primo posto. Questo vuol dire che comunque la solidità di questa squadra messinese conferma che inserire giocatori di categoria con l'esperienza può essere l'arma vincente, o no? Ma assolutamente sì, l'Igea Virtus è una squadra forte, abbiamo avuto la possibilità di vederli da noi in casa e pur non disputando, credo forse disputando a detta loro una delle peggiori partite, da noi sono riusciti a portare via un punto, quindi questo fa capire la forza di una squadra che pur non esprimendo un grande gioco, essendo parlo nella gara contro di noi, essendo sotto di 2-0 sono riusciti a rimetterla in piedi. Poi i risultati parlano chiaro, Agatino, il direttore, sta facendo chiaro un grandissimo lavoro, ha costruito una squadra di esperienza con dei giocatori importanti che, ripeto, io li guardo e li osservo, fondamentalmente sono sempre molto pacati e stanno portando avanti questo primato con tantissima umiltà. La serenità aiuta, assolutamente, no? Perché poi dopo insomma ti mette nelle condizioni giuste, anche volendo di perdere o pareggiare, cambia poco, l'obiettivo rimane quello di essere sereni e di raccogliere tutto quello che di fattibile ogni domenica la squadra può avere. Assolutamente sì, e loro lo stanno facendo alla grande, quindi io la vedo, la descrivo una squadra operaia con tantissima qualità però. Bene, bene. Allora sentiamola, insomma, la voce anche di Alfio Torrisi per la prima volta in casa contro questa nuova Igea Virtus. Perde 1-0. A voi gli highlights e appunto anche la voce di Alfio Torrisi. Il mio timbro non potevo trovarlo a San Cataldo e non potevo trovarlo adesso se lei parla di un'impronta tecnico-tattica. Sull'atteggiamento presumo di sì, perché l'abbiamo dimostrato a San Cataldo e anche oggi, che la squadra non ha nulla da rimproverare sotto il profilo dell'impegno, perché hanno fatto tutti a sportellate, hanno tutti lottato. Sicuramente la Regina obiettivamente oggi ha fatto pochissimo per vincere, e questo bisogna essere onesti e bisogna dirlo, però se non ci facciamo gol noi, secondo me è una partita che finisce 0-0, dalla panchina non percepivo, mai ho percepito la possibilità che potevamo subire gol. Abbiamo subito oltre 40-50 lanci di 100 metri che ci hanno purtroppo un po' allungato, perché non ci facevano restare presenti sulle seconde palle dove avevamo poca densità
perché purtroppo con i nostri centrocampisti dovevamo abbassarci per subire questi lanci. Ligia è stata più cinica di noi, è stata concreta, ha trovato questo gol nel miglior momento tra virgolette nostro, perché io penso che il secondo tempo eravamo entrati col piglio giusto, stavamo cercando di spingere un po' di più, poi il gol ha cambiato le dinamiche della partita, un gioco interrotto continuamente, gente a terra, crampi, e poi si va avanti così perché è giusto, non voglio condannare nessuno, si è spezzettato troppo il gioco e noi non siamo stati bravi a creare quel guizzo che ci poteva portare a riprendere la partita. Non abbiamo un mercato aperto dove domani noi possiamo andare a prendere dei giocatori e abbiamo 24 giocatori che sono dentro una rosa, che in questo momento sono i giocatori della Regina e che devono loro in questo momento cercare di fare di più assieme a me in primis per cercare di uscirci da questa situazione. Quindi io vorrei spendere le energie mentali su cose dove possiamo incidere. Sul mercato oggi non possiamo incidere, perché anche se la società mettesse a disposizione 500.000 euro, sto facendo dei numeri, sul piatto in questo momento per fare mercato, non possiamo farlo, perché il mercato è chiuso. Quindi oggi abbiamo una rosa dove l'obiettivo è: dobbiamo fare mercato dentro di noi, recuperare giocatori a livello mentale, a livello fisico, metterli in campo e fargli dare il massimo che abbiamo. Dopodiché in questo mese si tirano le somme e poi si fanno delle valutazioni, come giusto che sia, con la direzione sportiva e con la società. Però adesso non abbiamo il tempo di pensare a questo, abbiamo il tempo solo di metterci a lavorare per migliorare e ne abbiamo anche poco, perché domenica si rigioca, dobbiamo fare punti, cioè l'obiettivo è questo e dobbiamo sbrigarci. Quindi il nostro obiettivo non deve essere il mercato, non deve essere di altri alibi, ci sono delle situazioni oggettive che ci stanno creando problemi, però io oggi come allenatore devo dire e devo pensare: cosa abbiamo fatto in campo per vincere? Quante azioni gol abbiamo creato noi? Quante volte siamo stati pericolosi? Basta per una squadra che ambisce a vincere il campionato? No. Allora il mio dovere è da stasera mettermi a lavorare con lo staff per cercare di migliorare questo aspetto, non pensare al mercato che non posso fare nulla. Credo che le risposte di Alfio siano azzeccate. Parlare di mercato quando è chiuso è materialmente impossibile, bisogna lavorare intanto con il materiale che si ha a disposizione. Poi un nuovo allenatore non ha la bacchetta magica che in qualche giorno risolve il problema magari atavico della squadra, ci vuole un po' del tempo. Questo tempo che insomma verrà adesso nei prossimi giorni può far capire poi effettivamente il valore che avrà Torrisi nei confronti di questi giocatori. Ma sono pienamente d'accordo con il mister e con te. Oggi credo che loro sanno il cammino da intraprendere, è normale che poi intraprenderlo a Reggio Calabria, una piazza così importante dove la tifoseria non ti dà il tempo, giustamente vuole i risultati, non è facile, ma credo che abbiano una rosa importante e alla fine potranno tirarsi fuori da questa situazione e ritornare ad ambire a quel sogno promozione che credo sia nascosto o dichiarato in ognuno di loro. Anche se chiaramente adesso i punti sono tanti, recuperarli è sempre più difficile in un campionato dove è venuta fuori questa Novigia Virtus, c'è il Savoia, cioè le avversarie sono troppe. Fino a quando fai insomma gara solo con una squadra bene, ma vedo che ce ne sono parecchie. È così, però è un campionato che purtroppo o fortunatamente non ha una padrona, perché se tu pensi che il Ragusa va a fare un grande risultato a Vibo. Quindi ripeto, puoi perderle e vincerle con tutte, è normale che se riesci a trovare quel filotto, quella continuità di 2 o 3 partite, sicuramente tutti possono tornare in gioco. Chiaro. E la Regina sicuramente ha tutto per poterlo fare, quindi riuscendo a fare 2 o 3 vittorie consecutive intanto si rimette in sesto anche da un punto di vista mentale, per poi provarci fino alla fine. Poi come diceva il mister, se a dicembre c'è da fare mercato, a dicembre si farà. In quel caso poi dopo si opera in una maniera diversa. Castrum Favara che invece pareggia contro la Vigor Lamezia, ci guardiamo gli highlights e poi parliamo di questo Favara che quest'anno secondo me anche con l'arrivo di Terranova, senza nulla togliere a Infantino, credo che abbia dato una piccola svolta anche di mentalità. Guardiamoci intanto gli highlights.
Decima giornata del campionato di Serie D Girone I. Allo stadio Bruccoleri si affrontano il Castrum Favara e la Vigor Lamezia, una partita molto importante per entrambe le squadre per acquisire punti importanti nella corsa verso i rispettivi obiettivi, in primis la salvezza, soprattutto per la formazione di mister Nicolò Terranova. Agli ordini del signor Andrea Tagliaferri di Lovere inizia la partita con la formazione ospite che parte subito forte con Carlo Sembalo, il quale sfonda sulla fascia di destra, cerca luce per servire i compagni in area, ma alla fine il suo cross è troppo lungo per Agostino Mascari. Insiste la compagine allenata da Renato Mancini, che attacca ancora sulla destra. Qui conclusione bloccata senza grossi problemi da Lauritano. Si riaccende come d'incanto la squadra di Terranova, qui conclusione soltanto ciccata da Limblici e sfera che si perde tra le braccia del portiere Ianni. Con le immagini passiamo al secondo tempo con una punizione di Catalano molto pericolosa e poi occhio al calcio d'angolo, solito schema per Vaccaro, l'intervento di Tripicchio, la palla che viene bloccata da Ianni, ma secondo il signor Tagliaferri la palla aveva attraversato la linea di porta e allora vantaggio per il Castrum Favara. Occhio a questo rinvio da parte di Lauritano, che vede il rientro dal filo del fuorigioco di Vaccaro, il quale controlla, se la porta sul sinistro, calcia troppo sul primo palo, va a respingere Ianni in calcio d'angolo. Poi occhio a questo errore madornale di Demin, che spiana la strada al numero 19 in maglia ospite, ovvero sia Tandara. Poi la serpentina e la conclusione che si perde fuori ancora da parte di Catalano, senza dubbio il più attivo, ma attenzione a questo corner con la palla messa in mezzo da calcio di punizione, e arriva il pareggio con Enrico da parte della Vigor Lamezia, che sfrutta l'uscita un po' avventata di Lauritano, e allora arriva quasi sul finire di gara il pareggio da parte della Vigor Lamezia, che ha ricevuto il premio per averci creduto fino alla fine. Qui colpo di testa di Piazza, uno dei nuovi ingressi alla panchina, che si perde sopra la traversa. Poi finisce la partita, i 3 fischi emessi dal signor Tagliaferri spreca una ghiotta opportunità per vincere davanti al pubblico di casa il Castrum Favara, che pareggia contro un ottimo Vigor Lamezia per 1-1. Parliamo di Vibonese Ragusa Calcio, questa Vibonese che era partita indubbiamente con un nome forte, no? Un team interessante, un allenatore secondo me molto interessante. Che cosa può succedere nel percorso di un campionato che qualcosa non vada e poi devi, insomma, costringerti a recuperare partita dopo partita? Ma io innanzitutto non credo di avere, ci tengo a dirtelo, non ho la sfera magica, quindi questo è non anche vero, so, però, insomma, però sicuramente credo che per esperienza, per quel poco che mi sono trovato in qualche spogliatoio di calcio, è normale, è fisiologico che se c'è Vibonese Savoia l'affronti in un modo, se c'è Vibonese Ragusa molto probabilmente pecchi di, tra virgolette, leggera presunzione, o magari c'è un calo di concentrazione sapendo che la partita sulla carta è un po' più abbordabile. Poi, ripeto, la legge del calcio te la fa pagare sempre, vai sotto, cerchi di recuperarla, crei tantissimo, non ci riesci e alla fine stai lì a leccarti in questo caso buon per il Ragusa, ma perché sicuramente insomma 3 punti l'hanno rilanciato anche dal punto di vista mentale, oltre che anche dal punto di vista della classifica. Ma assolutamente perché sì, anche perché il gap diminuisce un po'. Anche perché avevo avuto modo di vederli in altri video, in altre partite. Sì. Ragusa è una squadra giovane che aveva fatto anche ottime prestazioni e magari qualche altra partita non meritava di perderla, quindi è andato a recuperare quello che aveva perso per strada. Vibonese che può rientrare secondo te ancora nella corsa, oppure a questo punto è costretta a non sbagliare più e ha un calendario certamente non facile? Ma io credo che nella corsa, come ho detto prima, possano rientrare un po' tutti, perché tra Vibonese, Savoia, Nissa Regina, credo che queste siano le formazioni che in griglia tutti davano per favorite, hanno quelle qualità e quel potenziale per poter ambire fino alla fine. Poi se da qui alla fine l'Igea Virtus le dovesse vincere tutte, allora sarà dura, ma io credo che per inerzia, per forza di cose, un po' tutti dovranno avere il calo. Non gliela voglio tirare all'Igea Virtus, ci mancherebbe, perché fondamentalmente diciamo poco pure che interessa. Gli scontri diretti giocheranno un ruolo fondamentale. E per ora l'Igea Virtus negli scontri diretti non ha sbagliato un colpo, perché ha vinto con la Nissa in casa, è andata a vincere a Reggio Calabria, quindi credo che, ripeto, come ho detto prima, è una squadra di categoria veramente difficile da affrontare. Voltiamo pagina perché dobbiamo parlare a questo punto dell'Enna, un'Enna che insomma vince
Uno scontro secondo me diretto per la salvezza contro il Città di Aciriale, che cerca disperatamente di rientrare insomma in una classifica un po' più accettabile, cercando magari appunto di trovare questa amalgama. Pagana sta facendo un grandissimo lavoro, però è anche vero che Passiatore vince uno scontro di fondamentale importanza per la sua classifica. Come vedi insomma la stagione sin qui di queste due realtà? Ma per quanto riguarda l'Enna, è una squadra che abbiamo incontrato, una squadra giovane che mi ha fatto Ti è piaciuta? Mi ha fatto un'ottima impressione, quindi sono convinto che farà bene. La Cirreale io credo che sia una squadra forte, io credo che sia una Cirreale, è una delle squadre viste da me in presenza che ti ha impressionato. Con tutto che noi siamo riusciti a vincere la partita, mi sono piaciuti molto. È normale che lì, come si dice, la testa fa tanto, perché anche quella è una piazza particolare, una piazza esigente, la società sta vivendo tra virgolette un po' di guerra in casa, ed è normale che per un calciatore trovare la serenità non è mai facile, ma io sono convinto della Cirreale, e soprattutto il mio amico Peppe Pagana, che è stato per diversi anni mio compagno di squadra, faranno bene e tireranno fuori la Cirreale dai bassifondi. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto dell'Enna 2-1 contro il Città di Aciriale. Enna e Aciriale si affrontano per l'anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie D Girone I. I gialloverdi, oggi in completo bianco, affrontano i Granata per la seconda volta in stagione, dopo averli affrontati e battuti ai calci di rigore nel turno di Coppa. La prima palla la gioca l'Aciriale, ma la prima occasione ce l'ha l'Enna sulla rimessa laterale battuta da Zerillo. Dopo il contatto in aria con Preknikai, il numero 11 si guadagna questo calcio di punizione dal limite su uno schema che porta al tiro. Donato distratto, però non ci sono troppi problemi per Negri, che riesce a bloccare la sfera. Ancora su rimessa laterale, distratto fa una grande giocata, si libera di Ken che lo stende dentro l'area di rigore, e calcio di rigore per l'Enna, da cui si presenta Luka Dadic, spiazza in questa maniera Negri, porta avanti la formazione giallo-verde, prova a farsi vedere anche la Cirreale. Qui grande palla di Gagliardi su Ken, rientra sul mancino, sul sinistro però finisce ampiamente a lato. Sul calcio d'angolo battuto da Cozza, 2 trattenute in area di rigore, Isoardi non ha dubbi, fischia rigore per la Cirreale, l'Oliva si allunga e para il rigore a Gagliardi con un grande intervento, il numero 1. Enna allora, dopo aver scampato il pericolo, prova a trovare il gol del 2-0, ancora Zerillo dalle parti di distratto dentro l'area di rigore, Rechichi riesce a metterci il piede, poi Cozza mette fuori questa palla. Proprio Rechichi è protagonista in occasione del pareggio della Cirreale, Semenzin colpisce di testa, il pallone arriva perfetto per Samb Fallu, che realizza il gol del 1-1, terzo gol in campionato, terzo gol anche consecutivo proprio per il 77 della Cirreale, che realizza così il gol dell'1-1. Finisce così il primo tempo tra Enna e Aciriale, secondo tempo che riparte con questa punizione per l'Enna. Il sinistro di Bamba finisce ampiamente a lato, era una buona occasione questa per il numero 10. Cozza poi, dopo una bellissima azione, riesce a trovare Giuliano, il sinistro del numero 35, finisce di poco sopra la traversa. Una grande occasione questa per la Cirreale, una grande occasione, ce l'avrebbe anche distratto, ma bravissimo in questo caso anche Ken a proteggere l'uscita di Negri. Ancora distratto, scatenatissimo il numero 7, prova a passare, il pallone diventa buono per Ciauna, che si accorge troppo tardi che il pallone stia arrivando da quelle parti, alla fine distratto riesce a calciare verso la porta, è bravissimo Negri ad allungarsi e ad evitare il gol del 2-1. Ancora Diaz, subentrato a Bamba, il numero 18, prova a mettere in mezzo questo pallone, calcio d'angolo che poi porta ancora una volta la firma di Ciauna, sempre decisivo, il giocatore in maglia numero 17 entra e segna al minuto numero 90, l'Enna passa in vantaggio, è l'ultima emozione della gara, l'Enna vince 2-1 questa partita, lo fa grazie a questo signore qui che vedete arrampicarsi dalla gradinata, che pare un grande rigore, l'Oliva, ma lo fa soprattutto grazie a una grande prestazione di squadra. L'Enna vince e convince 2-1. Dunque l'Enna che vince e convince, 3 punti pesantissimi per la sua classifica. E parliamo di questa Nissa, ritorniamo a parlare di nuovo di questa Nissa, perché insomma sarà la squadra avversaria domenica al
nel vostro campo, al Velodromo. Velodromo, che è sempre uno spettacolo. Se si riempie buona parte della tribuna sarà un grande spettacolo. Ma questo noi ce l'auguriamo, intanto di riuscire ad aprire la gradinata, non dipende da noi, Lo so. Noi stiamo pagando lo scotto di questa problematica perché, ripeto, giocare senza pubblico, Anche perché c'è richiesta, cioè la gente vi vuole venire a vedere soprattutto ad in casa. essere sincero, sì, al momento c'è tantissima curiosità Sì. verso la nostra realtà, quindi sicuramente per i calciatori riuscire a giocare la partita senza pubblico, nel pubblico, potrebbe spostare anche un po' gli equilibri dalla nostra parte. È vero. Nissa che vince in casa contro il Messina. Mi devi dire la tua su questo miracolo di Romano, perché 14 punti non li recuperi in Serie D in maniera così repentina. Messina, sicuramente il mister sta facendo un grandissimo lavoro, li abbiamo incontrati, squadra di categoria che oggi si troverebbe lì al nostro fianco al quarto posto, quindi stanno facendo un grandissimo, veramente un grandissimo lavoro e alla fine anche la piazza ha riconosciuto questo e si sta piano piano riavvicinando alla squadra della propria città. Mi devi dare un pronostico, ce la fa a salvarsi? Per me sì. Per me anche io sono di questa idea, perché assolutamente. c'è determinazione, c'è gruppo, c'è un progetto tecnico e c'è Romano, che voglio dire insieme a Martello hanno costruito questo giocattolino nel giro di un paio di giorni, e quindi già questa è una vittoria soprattutto. Nissa che vince proprio questo scontro contro il Messina per 1-0, ci guardiamo gli highlights. Una sfida dal fascino particolare e dal sapore di storia che mette di fronte due piazze blasonate e due progetti ambiziosi pronti a dare spettacolo nel palcoscenico della Serie D. Partiamo allora col film del primo tempo. Dopo 4 minuti sventagliata in aria per De Felice, la sponda sul secondo palo dove arriva la capocciata di Terranova, non è perfetto Sorrentino sulla linea di porta, arriva così il vantaggio immediato della Nissa che fa 1-0 al Tomaselli sulla Messina. Al 15esimo però il giro palla è troppo pretenzioso da parte dei biancoscutati di casa, Roseti intercetta superando Silvestri, si lancia in velocità il numero 72, poi la scarica a destra per l'arrivo di Touré, conclusione messa in calcio d'angolo da Castelnuovo. Al 20esimo sono ancora gli ospiti a bussare alla porta avversaria con Touré che mette dalla sinistra un interessante pallone basso, Roseti viene anticipato al tentativo in scivolata di Silvestri. Minuto 46, l'ultima chance della Messina nel primo tempo, calcio di punizione per Trasciani, colpo di testa anche in questo caso fuori misura. Finisce la prima parte di gara al Marco Tomaselli di Caltanissetta, Nissa avanti sulla Messina grazie al gol realizzato al quarto minuto a Terranova. Partiamo con il film della ripresa. Al 50esimo primo cambio, Rapisarda per Tumminelli che si infortunia. 56esimo buona ripartenza del Messina con Roseti che va a lanciare Turella a difesa e poi Castelnuovo allontanano in rimessa laterale. 66esimo Terranova su punizione, cerca ancora uno squillo, Sorrentino la alza oltre la traversa. Era l'ultima occasione di Terranova in questa partita, tocca a Diaz quando siamo al 67esimo. 4 minuti dopo proprio Diaz lanciato in verticale, c'è la chiusura di Bosia all'80esima, ingenuità in fase di impostazione della formazione ospite, gran botta fuori di De Felice, riesce a mandare in calcio d'angolo Sorrentino. Siamo all'88esimo quando Touré cerca il cross dalla destra, riesce Roseti a allontanare il difensore, a colpire ma non trovare lo specchio della porta. 91esimo fuori Silvestri, dentro Marino. 92esimo proprio il neoentrato Crisci cerca la deviazione dopo un traversone dalla destra, non riesce a concretizzare, afferra Sorrentino. L'ultima occasione al 93esimo è del Messina con Azzara che punta l'avversario, cerca il destro sul primo palo, para Castelnuovo. Termina così il match al Marco Tomaselli Caltanissetta, 1-0 per la Nissa sul Messina. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Nissa dunque che vince contro il Messina, sconfitta per il Messina che ci può anche stare, volendo, insomma, sin qui ha fatto tantissimo, probabilmente la sua salvezza non passava certamente da Caltanissetta, o sbaglio? Ma assolutamente sì, anche se poi il risultato di 1-0 certifica il fatto che il Messina ha venduto cara la pelle e che per la Nissa non è stato per niente facile. Assolutamente. Quindi, da questo sempre più convinto che il Messina sia una squadra importante. Bene, passiamo un po' alla nostra goal collection perché vediamo anche gli altri gol del campionato di Serie D. Iniziamo dalla Gelbison che perde in casa 2-6 addirittura contro il Savoia, era passata in vantaggio con Liurni su calcio di rigore al
16° tutto faceva presagire, insomma, in una domenica positiva. Invece pian pianino il Savoia si rimette in careggiata, al 24 pareggia con Favetta e addirittura passa in vantaggio al 42° con Munoz, a dimostrazione che questa squadra, questo Savoia, è una squadra da prendere veramente con le pinze, non dico inaspettatamente, ma con grande merito. Attualmente può aspirare a posizioni importanti. Aveva addirittura anche pareggiato comunque la Gelbison al 66° con Leo, ma nulla da fare contro questo Savoia in una domenica particolarmente positiva. Ritorna in vantaggio al 77° con Lambaca, va addirittura sul 4-2 con Meola al 78° con una grandissima rete, continua il suo percorso di insomma positivo in questa domenica all'86° con il gol di Caballero, e poi chiude la domenica super positiva con la sesta rete giunta all'88° con Guida. Quindi complimenti a questa benedetta straordinaria Savoia. Siamo già alle immagini di San Biase e San Cataldese. Ahimè, sconfitta della San Cataldese 2-0, avete visto il gol di Costanzo al 79° e poi c'è il raddoppio insomma nei minuti di recupero al 96° con Perrici, e poi questo gran gol di Dall'Oglio che permette al Milazzo di battere il Città di Gela. Allora, dobbiamo parlare velocissimamente anche di questo Savoia, perché diciamolo pure, l'ho già detto anche qualche istante fa, nessuno si aspettava, a luci spenti. Insomma, ha iniziato questa stagione, le siciliane hanno intravisto una fattibilità di un percorso positivo, ma non immaginavano che, insomma, in questa 10ª giornata questa squadra fosse lì in classifica. Ettore, purtroppo io mi tolgo dal gruppo dei nessuno, perché io davo il Savoia in griglia. Quindi avevi già visto qualcosa di subito positivo? Assolutamente sì. Torre Annunziata è una piazza importante, sì, è una piazza affamata di calcio, una squadra che sicuramente ha giocatori di categoria, un tridente veramente forte, giocatori in mezzo al campo che hanno fatto sempre questo, e come ho detto prima non sarà facile per nessuno andare a Torre Annunziata a fare punti. In tutto questo riescono a fare anche prestazioni importanti fuori dal Giroud, che è lo stadio di Torre Annunziata, e quindi io credo che fino alla fine e giornata dopo giornata questa sarà una delle pretendenti al titolo. Spendiamo 30 secondi anche per la San Cataldese. Esonerato in settimana Pidatella, è arrivato Vanzetto. Che cosa può cambiare nel percorso della San Cataldese? Questa scelta di cambiare anche allenatore insomma ci ha un po' spiazzato, perché comunque il percorso della San Cataldese è molto chiaro, salvezza, e sin qui io credo che Pidatella abbia fatto un buon percorso, insomma aveva fatto un buon percorso. Ma sicuramente sono cose che noi non possiamo sapere, la società avrà avuto le sue buone ragioni per cambiare, e il mister, credo, insieme a tutto l'organico si trovavano in linea col programma, che è quello della salvezza. È normale che se poi qualcosa è andato storto noi non possiamo saperlo, di solito è così, quando vuoi dare una scossa cambi allenatore. Chiaro. Cambia allenatore anche il Città di Gela, perché insomma torna da Milazzo con una sconfitta 1-0, il tuo amico e anche il mio amico Gaspare Cacciola ha pagato cosa a Milazzo? L'esuberanza della squadra messinese, oppure qualche cosina in questo momento non va per il verso giusto a Gela? Ma io non credo che il mister Cacciola al momento non mi risulta esonerato. Assolutamente. Io credo che il mister Cacciola al momento sia una delle poche persone che possa dare una mano invece a questo Gela a tirarsi, perché conosce molto bene quella realtà. Non a tirarsi fuori, perché, ripeto, il Gela ha un organico importante, è normale che bisogna capire cosa hai pubblicizzato, perché se tu hai pubblicizzato affari spenti che puoi vincere il campionato, ma non credo che sia stato detto è normale che la piazza non accetti questa classifica. Io credo che il Gela ha tutte le possibilità per fare un grandissimo campionato con giocatori di categoria importanti. Mi è dispiaciuto l'addio del mio amico Bonaffini, che credo sia un intenditore di calcio, oltre ad essere una persona per bene, quindi auguro ad Alessandro la possibilità di trovare quanto prima una sistemazione professionale. Ha le qualità per farlo. Al mister Cacciola io auguro il meglio, perché, ripeto, è una persona di calcio, è stato mio compagno di squadra, e sono convinto che lui troverà la chiave per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato il Gela, che credo
sia quello di far divertire la gente, almeno così ho sentito. Quindi non mi auguro... credo quello di vincere il campionato. No, mi auguro che possa far divertire la propria gente. Certo, me lo auguro. Bene, abbiamo dunque chiuso il tabellino riguardante il campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi subito dopo con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Che ha vissuto un'avventura straordinaria in questi ultimi 12 mesi. È il suo momento magico. Vialli, Donadoni. Vialli. Parte il suo cross. E c'è il gol proprio di Schillaci. Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, seconda parte dedicata interamente al campionato di eccellenza, pertanto apriamo subito i battenti con il girone A. Domenica si è giocata l'8ª giornata di andata, ingarbugliatissimo girone A, guardiamo i risultati, il Castellammare che perde in casa contro il Bagheria Calcio, pareggio tra Cus Palermo e Parmonval, vince il Marsala 1912 contro l'Accademia Trapani, 4-0 il risultato finale, Unitas Sciacca Folgore Castelvetrano 2-1, pareggio tra Bagheria 90-011 e il Partinico Audace, mentre invece colpaccio del Licata Calcio 3-2 contro il Città di San Vitolo Capo, pareggio tra Montelepre e Don Carlo Misilmeri ed infine il San Giorgio Piana che vince 2-0 contro il Camarat 1972. Guardiamola questa classifica che tra l'altro vede anche il Licata ed il Partinico Audace che debbono recuperare una partita. La squadra comunque di Bonfatto attualmente al primo posto con 19 punti, con 18 il Marsala 1912, con 16 il Castellammare, con 14 l'Unitas Sciacca, 13 punti Città di San Vitolo Capo e Bagheria Calcio, con 12 punti invece il Camarat 72 ed il Partinico Audace, con 11 la Don Carlo Misilmeri, 10 punti San Giorgio Piana, con 9 90-011 Bagheria, 8 punti per il Montelepre, con 6 l'Accademia Trapani, 5 punti il Parmonval, 4 punti invece per il Cus Palermo, chiude la Folgore Castelvetrano con un punto. Questo ci fa capire che questo girone probabilmente potrebbe essere un affare a 2/3 oppure ci potrebbe essere addirittura una quarta incomoda. Attualmente abbiamo questo Licata che tu fuori onda mi hai detto io punto su questo Licata, però occhio anche al Marsala. No, un amico tuo no, di perché Filippo poi mi fai prendere. No, io ho detto che sicuramente al momento la classifica dice che è un testa a testa sì, tra Licata e Marsala. Siamo soltanto all'ottava giornata, due piazze importanti con da un lato un gruppo di calciatori forti che sono quelli del Marsala, che sicuramente hanno entusiasmo, un allenatore giovane, società nuova, tantissima voglia, con quelle 3, 4, 5 pedine esperte che muovono un po' tutta la situazione. Dall'altra parte un gruppo di lavoro abituato a vincere. Poi anche questo, dico, sarà un campionato molto difficile, saranno diciamo tra virgolette i dettagli a spostare tutto verso la vittoria del campionato. Anche perché poi la griglia dei playoff si ingarbuglierebbe talmente... ma ripeto, il problema reale è che poi ci sono
delle 2 o 3 squadre importanti, Sciacca, Partinico. Misilmeri, che possono dare fastidio a tutti, quindi però mi sento dire che al momento io credo che sia un testa a testa. Non hai parlato però del Marsala Castellammare, un gradino più no, sotto Castellammare alle altre? Il Castellammare credo che è una squadra giovanissima, una squadra che negli ultimi 4-5 anni ha fatto sempre campionati di altissimo livello. Soprattutto nella parte iniziale. Di altissimo livello, ma al momento io non credo che il Castellammare sia una delle pretendenti al titolo. È vero, è vero. Marsala che vince facile 4-0 contro l'Accademia Trapani. Ci guardiamo gli highlights. Sarà una sfida di grinta, orgoglio e determinazione, tutta da vivere. È iniziato il match agli ordini del signor Canicattì di Agrigento con questo lungo lancio che è preda dell'estremo difensore lilibetano Scuffia. 5 minuti al nostro cronometro, Pace la mette in mezzo, il colpo di testa, il palo! Brasolin, il pallone in corridoio per Idrisso, il tiro centrale! Ancora Costa, la mette al centro, il colpo di testa centrale di Brasolin, si accartoccia sulla sfera Gilberti, pallone al centro, il colpo di testa e il gol, il Marsala passa in vantaggio, riesce a scardinare la difesa dell'Accademia con il numero 28 Mattaliano, incornata vincente e il gol, Mattaliano gol. Il pallone al centro, il colpo di testa e Idrissu la mette dentro per il 2-0. Ancora sugli sviluppi da un tiro da fermo arriva il raddoppio. Non c'è offside, azione regolare, Sferruzza la mette in mezzo e arriva la terza marcatura per il Marsala, questa volta con Corso, l'altruismo di Sferruzza, è Corso che sigla la terza marcatura che probabilmente chiude definitivamente questo match. La difesa dell'Accademia non riesce a frenare l'incedere del Marsala, pallone che danza all'interno dell'area piccola, facilissimo per Sferruzza siglare la quarta marcatura. Dunque risultato finale dal Nino Lombardo Angotta, il Marsala 1912 supera l'Accademia per 4-0, gara mai messa in discussione che gli uomini di Chinnici hanno dominato soprattutto dopo la prima marcatura. Marsala dunque che si sbarazza facilmente di questo Accademia Trapani, mentre invece ha un po' sofferto il Licata Calcio in un campo come quello del Città di San Vito Lo Capo, che quest'anno ha regalato qualche problemino a qualche squadra, a dimostrazione che insomma questo Città di San Vito Lo Capo quantomeno secondo me spera di rientrare nella griglia dei playoff. Concordi? Assolutamente sì, anche perché il San Vito Lo Capo, se non sbaglio, guardando la classifica, ha 13 punti, sì, sta facendo un ottimo campionato e noi siamo passati da quel campo l'anno scorso e abbiamo avuto vita difficilissima, quindi non è facile andare a vincere a San Vito. Credo che il Licata abbia sfruttato tutta la sua esperienza per portare a casa questi 3 punti. Condivido. Sentiamo le parole dei due allenatori, la vittoria appunto del Licata 3-2 contro il Città di San Vito Lo Capo. Allora, intanto sapevamo che la partita era complicata, difficile, soprattutto loro in casa, ad oggi non avevano ancora preso gol. Siamo stati bravi a non disunirci quando abbiamo preso gol, che non era facile, ma intanto siamo stati bravi, devo fare complimenti ai ragazzi perché non hanno mollato. Sinceramente non siamo partiti come al solito, poi pian piano poi ci siamo ripresi. Il secondo tempo invece ho visto la squadra che ha giocato, la squadra che ha cercato di ribaltare la situazione, ci stava riuscendo perché abbiamo avuto anche la situazione di fare il 3-1, però poi abbiamo preso gol 2-2, però poi devo essere sincero, un'altra squadra che non ha mentalità, un'altra squadra che non ha carattere, queste partite non le vince. È venuto fuori questo 3-2, è chiaro che il calcio è fatto di episodi,
loro hanno l'espulsione di Privitera e sull'azione seguente battono questo calcio d'angolo dove fanno il terzo gol. Magari posso imparare che un calo di concentrazione in un momento importante della partita ti può costare anche un pareggio, una possibile vittoria. Loro sapevamo, perché l'avevamo anche studiati, che loro i primi tempi passano sempre in vantaggio, quindi significa che questa è una loro arma, e poi noi sapevamo, però sinceramente loro sono partiti forte. Noi dovevamo essere un po' più bravi, dovevamo avere un po' più pazienza. Infatti quando l'abbiamo avuto abbiamo fatto le cose per bene, non era facile passare in vantaggio alla fine del primo tempo. Ripeto, mi prendo questa vittoria perché secondo me è un campo difficile, un campo ostico, lo sapevamo, dobbiamo continuare su questa strada. Ancora ad oggi non abbiamo fatto niente, però dobbiamo ancora andare più forte. Sì, ma noi siamo un gruppo unito, un gruppo che lavora seriamente, i ragazzi non ci stanno a perdere. È chiaro che queste partite spero che non lasci un po' qualche piccola ferita, e quindi in questa settimana servirà più che altro a ricucire questa grossissima delusione dopo una prestazione del genere che credo che sia sotto gli occhi di tutti. Licata che recupererà prestissimo la partita contro il Partinico, per cui un'eventuale vittoria allungherebbe ancora la testa della classifica, con le altre che dovranno inseguire. Non abbiamo parlato però della Don Carlo Misilmeri in maniera più dettagliata. L'ha inserita nella griglia delle pretendenti, però cosa sta mancando in questo momento alla squadra di Tommaso Napoli? Perché qualche risultato negativo è arrivato. Ma io penso che la Don Carlo Misilmeri abbia un grande allenatore, un buon organico, sicuramente un progetto un po' più giovane rispetto a quello di Licata e Marsala. Lo ha sottolineato anche Piccone, che è venuto sicuramente la società sta lavorando in prospettiva. In prospettiva, sta lavorando a tanti giovani, ma è un percorso che fa da diversi anni, perché anche l'anno scorso il Misilmeri ha portato in prima squadra giovani interessanti che hanno fatto un ottimo campionato, quindi io penso che loro guardino più al processo di crescita dei giovani che veramente alla vittoria del campionato. Sono convinto che alla lunga anche questo percorso pagherà il loro progetto. Infatti è un progetto molto interessante, perché adesso parlano della gestione appunto a tutti gli effetti della struttura, quindi stanno costruendo un percorso di crescita. Assolutamente. L'esempio dell'Athletic insomma ha dato i suoi frutti, no? Perché guardando le altre realtà, bene o male una società che ha delle mire, giustamente osserva con attenzione i percorsi anche di altre realtà come quella vostra. No, questo ci può fare soltanto che piacere. Tornando a noi stiamo cercando veramente di crescere sotto ogni punto di vista. Abbiamo una squadra giovane. E avete soprattutto un settore giovanile che in questo momento è il numero 1 in Sicilia. Lo dico io, me ne assume le mie responsabilità. No, questo mi fa enorme piacere. Io credo che la piazza di Palermo abbia diverse soluzioni. Noi stiamo cercando di dare quella ventata di freschezza e di innovazione, e sicuramente la città ci sta seguendo. Poi il nostro percorso è chiaro, lavoriamo a stretto contatto con la Juniores che sta avendo dei risultati. Ieri la prima sconfitta, ma veniva da 3 vittorie consecutive. Abbiamo portato diversi giocatori, abbiamo in rosa un 2009 che si allena in prima squadra, 2008, 2007, quindi è un successo. Questo è il nostro obiettivo. Se poi riusciamo anche a fare punti è ottimo. Bene, voltiamo pagina, perché adesso parliamo anche del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui 8ª giornata di andata, subito la schermata. I risultati sono i seguenti: Gioiosa Nebros 2-2, Messana che vince fuori casa 2-1 contro la Leonfortese, vince anche l'Atletico Catania 94 Via Grande, il big match contro il Calcio Avola 1949, il risultato finale è di 1-0. Vince anche la Leonzo 1909 contro il Giarre Calcio, Modica Calcio che batte il Vittoria 1-0, pareggio tra Palazzolo e Melilli, vince il Mazzarone 6-1 contro il Rosmarino ed infine pareggio tra San Fratello Acquedotto
Dolcese e Niscemi FC, risultato finale 0-0. Guardiamo la classifica, anche qui una classifica cortissima, soprattutto nelle primissime posizioni. Attualmente abbiamo il terzetto, Messana 66, Modica Calcio e Calcio Avola 49 al primo posto con 19 punti, con 17 Atletico Catania 94 Via Grande, con 16 la Leonzio 1909, con 15 il Vittoria, 13 punti insieme al Mazzarone per il Gioiosa, 12 punti per il Rosmarino, 9 per il Niscemi FC, 6 punti per la Neblos, con 5 San Fratello Acquedolcese e Giarre Calcio, 4 punti Palazzolo, Leonfortese e Melilli. E guardando la classifica è un grandissimo punto interrogativo a questo punto questo girone B. Modica, Calcio Avola, il Messana, l'Atletico Catania che vuole fortemente questa Serie D e il Vittoria con qualche acquisto ultimo certamente interessante per la categoria. È veramente un girone più forte del girone A? Ma io se più forte non lo so, sicuramente non la vedo una lotta a due nel girone B. Io credo che le prime 5 possano vincere il campionato tutte, dal Vittoria al Modica. Penso che tutte possano ambire alla vittoria del campionato. È normale che poi quando vinci scontri diretti come quello di ieri tra Modica e Vittoria, certo, diciamo dai quella linfa e le ali dell'entusiasmo possano portare dal lato dei vinti quell'ambizione ancora più forte. Io credo che il Modica sia una di quelle lanciate alla vittoria del campionato, insieme alle altre 4. Il Messana, una squadra che praticamente da anni, con una società forte, una società che progetta, è sempre lì, sta venendo fuori l'Atletico Catania, c'è la Leonzio che è una piazza importante e soprattutto c'è il Vittoria che quest'anno ha allestito una squadra importante. Certo ha perso uno scontro diretto, ma ancora il campionato è lungo. Il campionato è ancora assolutamente lungo. Però ti dico, qua è veramente tosta fare il pronostico, è veramente tosta. Con il rischio addirittura di non riuscire neanche a rientrare nella griglia dei playoff, per cui veramente tantissime le squadre che ambiscono al passaggio di categoria. Un passaggio di categoria che insomma il Calcio Avola ha strutturato già da qualche stagione. Quest'anno è partita benissimo, è andata male comunque contro l'Atletico Catania 94 Via Grande. Sentiamo anche le parole dei due allenatori, ma soprattutto vediamo anche qualche immagine. Vorrei cominciare sono dispiaciuto sinceramente per quelle piccole scaramucce che sono successe sia in campo che a fine partita, perché proprio queste cose mi danno un fastidio enorme, perché il calcio deve rimanere uno sport dove la gente si deve divertire, quindi sono dispiaciuto di questo. Poi vorrei fare i complimenti all'Avola perché merita la classifica che ha, una squadra difficile da giocarci contro. Noi per vincere la partita già lo sapevo che dovevamo fare una grande prestazione, i ragazzi non hanno sbagliato niente, non era facile andarla a prendere perché è una squadra che gioca molto da dietro, l'abbiamo preparata in questa maniera, quella di andarla a prendere altri e non farli giocare e fare rinviare il loro portiere, non era facile, devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno fatto una partita fantastica e poi vabbè, peccato per quel rigore sbagliato perché potevamo stare un po' più tranquilli alla fine, abbiamo rischiato alla fine per qualche mischia, però credo che abbiamo avuto pure qualche palla per raddoppiare. Come ho detto prima, dispiace quello che è successo perché è stata una bellissima partita tra due squadre forti. Ma sono partite che ci possono stare. In un percorso lungo 30 gare siamo esperienti ormai e queste gare ci possono stare. Devo dire che probabilmente tra tutte le partite sicuramente questa è stata una delle migliori che abbiamo fatto come prestazione, come palleggio, come gioco, come occasioni create, come supremazia. E se devo analizzare la gara, ovviamente tralasciando gli ultimi 7-8 minuti in cui ci siamo riversati con tutti i giocatori possibili dentro la loro area di rigore, quindi concedendo magari qualche ripartenza, devo dire che la mia squadra oggi ha subito un tiro in porta in cui abbiamo preso gol in una situazione di ripartenza di una palla persa nostra e una mischia in aria in cui l'arbitro ha decretato un calcio di rigore che non voglio rivedere perché non sono certo che lo fosse, ma ci mancherebbe altro. Quindi la prima sconfitta arriva quando in una prestazione fatta bene il mio modo di vedere le cose non cambia, l'ho detto ai ragazzi.
non cambia in base ai risultati. Se avessimo fatto una cattiva prestazione, avessimo perso, avremmo di cui parlare. Abbiamo perso sì, ma la prestazione c'è stata. I ragazzi hanno dato tutto, l'hanno fatto. Il risultato dice qualcosa di diverso, ma ti ripeto, sono situazioni che possono succedere, quindi la mia tranquillità nell'analisi è uguale a quella che ho fatto per tutte le altre 7 partite in cui questi ragazzi hanno solo fatto risultati positivi, quindi andiamo avanti e il percorso ancora è lunghissimo. Possiamo già passare anche alla goal collection riguardante questo girone B del campionato di eccellenza. Partiamo subito anche con Leonfortese Messana. Leonfortese che addirittura era passata in vantaggio al 7° minuto del primo tempo con Palermo. Questo Messana non si è per niente disunito. Al 26° pareggia anche con De Leon. Questa è l'azione in cui appunto il Messana riesce a raggiungere il pareggio, e poi nella ripresa al 60° arriva a questo punto questa vittoria importantissima con un gol di Gargiulo che permette appunto alla squadra messinese di volare solitaria al primo posto. E poi c'è questo Modica finalmente nella nuova struttura che raggiunge il primo posto, guarda caso battendo il Vittoria per 1-0. Modica che quindi brinda l'inaugurazione della nuova struttura e brinda soprattutto questo primo posto. Sappiamo benissimo che Raciti è l'allenatore del Modica, con insomma Filippo l'anno scorso avete fatto un percorso meraviglioso, siete rimasti in ottimi rapporti, è un uomo di calcio, ancora una volta insomma Filippo si ritrova in mano una bella Maserati per cercare di riportare il Modica in Serie D. Su tutti però mi hai sottolineato che anche il Vittoria comunque ha da dire la sua in questa stagione. Ma assolutamente sì, per quanto riguarda mister Raciti, Filippo ha una Maserati, ma penso che ha la patente per poterla portare. Abbondantemente direi. C'ha le idee ben chiare, uno zoccolo duro che lo accompagna da diverso tempo, e giocatori importanti come il gol di Tommaso Bonanno non è casuale, quindi sicuramente una rosa importante. Sono convinto che fino alla fine il mister venderà a cara la pelle insieme a tutto il suo gruppo. Per quanto riguarda il Vittoria, diciamo mi dispiace, anche perché lì ho giocato 2 anni, ho lasciato un pezzo del mio cuore, ricordo con tantissimo affetto questa piazza che ha una fame e una voglia di rivalsa, nonché il presidente è un mio ex compagno di squadra, Vittorio Pinnolo, quindi a loro auguro la possibilità di poter lottare fino alla fine. Tra l'altro anche con l'inserimento di Russotto probabilmente vuole dare un'ulteriore forza all'interno del gruppo, inserendo un elemento di grandissima esperienza. Assolutamente sì, io penso che Russotto vada a far crescere sotto ogni punto di vista questo gruppo, sicuramente da un punto di vista sia mentale che da un punto di vista tecnico, quindi è normale che dobbiamo dare anche il tempo, è arrivato in settimana di ambientarsi, però se non sbaglio ho visto le immagini, ha avuto 2 palle gol importanti, quindi credo che alla fine il Vittoria fino alla fine ci sarà. Bene, allora passiamo dunque ai saluti. Ringraziamo il direttore sportivo dell'Athletic Club Palermo. Grazie un saluto a tutta la vostra dirigenza, al vostro gruppo. Siete una società da ammirare per tutti i vostri percorsi che avete costruito stagione dopo stagione. Un abbraccio anche al direttore generale Perinetti. Grazie a voi per l'invito. L'anno scorso ci siamo lasciati con la promessa di ritrovarci l'anno dopo in Serie D. Speriamo di ritrovarci l'anno prossimo in Serie D. Mai dire mai, mai dire mai. Poi dopo quello che succede non lo possiamo dire. Il destino assegnerà la sorte a tempo debito. Va bene. Per intanto in bocca al lupo e buon proseguo chiaramente di questa stagione che vi riserverà sicuramente delle grandissime soddisfazioni. Grazie, speriamo bene, in bocca al lupo. Bene, allora noi ci fermiamo qui, abbiamo concluso anche per questa puntata lo spazio dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo
che domani giovedì alle 21 ritorneremo in onda qui su TVM Palermo per parlare in questo caso anche del turno infrasettimanale di Coppa Italia, sia del campionato di eccellenza ma anche del campionato di promozione. Per quanto riguarda invece la Serie D e l'eccellenza, ci rivedremo la settimana prossima, il mercoledì alle 15:30. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda anche sul canale 15 di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi e buon calcio a tutti.